Buonasera a tutti, sono Marta Artico, eccoci di nuovo con le rubriche di Mestre Mia e questa sera in prima serata noi abbiamo un giornalista e scrittore, Ugo Di Nello, poi ci racconterà insomma quello che ha fatto e siamo qui per presentare il suo nuovo libro, La via delle armi, Gladio Peteano, una bomber e altre attività nascoste. Poi lo faremo vedere per bene. Io non rubo tantissimo tempo, dico solo che questo libro, non so quante pagine sono quasi 200 pagine, scritto in 2 anni, parla di un tema del quale tutti abbiamo sentito parlare, i più giovani, i meno giovani, però alla fine se facciamo qualche domanda precisa alle persone probabilmente non sanno rispondere su chi, come, quando, chi è una bomber, sono uno, più d'uno, questi attentati che hanno macchiato di sangue parte della nostra storia, se hanno avuto insomma dei colpevoli oppure no. È quasi un giallo interessantissimo, però la cosa di cui oggi discuteremo è proprio che lui vuole dare, Di Nello vuole dare un'idea generale, non solo nel particolare, ok? Quindi spiegare davvero che cosa è successo. Io non rubo tanto spazio, però partirei dai tasselli del mosaico. Sì, bene, allora buonasera Mestre Mia e grazie di esserci. I tasselli del mosaico, l'idea di Marta, che Marta vi ha esposto sommariamente, è questa. Da sempre noi abbiamo visto delle ottime inchieste giornalistiche, indagini sulle singole stragi. Noi abbiamo su Piazza Fontana, Piazza La Loggia, in parte su Bologna, la strage di Bologna, abbiamo avuto delle ottime indagini giornalistiche portate avanti. Nessuno ha guardato però un piccolo particolare, che il 75% delle bombe che hanno provocato queste stragi in Italia sono state fatte in una sola regione, in Veneto. Allora, noi veneti cosa abbiamo? Ci piace definirci le persone laboriose, un popolo tranquillo, laborioso. Cosa ha formato in Veneto e in Friuli questa sete di sangue di uomini, donne e bambini? Perché le bombe e le stragi colpiscono indiscriminatamente. Come mai da noi c'erano e la voglia di fare stragi, cioè la voglia politica di colpire in questa maniera e anche la preparazione tecnica? Perché vedete, una cosa che unisce sia l'epoca degli anni di piombo, la cosiddetta strategia della tensione, che molti di noi, non i più giovani, ma molti di noi hanno vissuto, e gli anni più recenti, sto pensando a una bomber, ma anche all'attentato ai poliziotti di Marghera del 96. Cosa unisce? Qual è il filo rosso che collega questi episodi? Allora, l'idea del mosaico di Marta è un'idea che è alla base di questo libro, cioè se noi ci avviciniamo troppo, andiamo nella Basilica di San Marco e ci avviciniamo troppo a un mosaico, vediamo una singola tessera smaltata. Per capire il disegno, noi dobbiamo fare un passo indietro e cercare di ricollegare alcuni punti che ci possono dare il disegno. Ecco, questo è quello la che risposta, collega. Quello che collega. Allora, Questi tre titoli, no? sì, non solo questi tre, noi andiamo avanti fino al 2015 perché ci siamo resi conto di una cosa. Quando dico noi, dico io e l'editore, perché La Terza è stato veramente... Avevo già pubblicato libri con La Terza, che era la casa dei miei sogni quando ero studente, e devo dire che ho capito perché La Terza è questa importante realtà editoriale, perché affronta in maniera combattiva le idee, le affronta e cerca di sviscerarle. Scusami, il libro quindi da che anni a che anni va? Guarda, il libro affronta un periodo che va dal 1945,
Quindi anni di piombo. No, Post, l'inizio, prima. cioè il dopoguerra, arriva al SIFAR, alla creazione di Gladio, analizza un po' cosa è stato Gladio a nord-est, tocca le stragi che sono dal 69 in poi, quelle le anni fondamentalmente. arriva a guardare una bomber e finisce con un'ultima inchiesta sul mercenari e il traffico d'armi, che è del 2015. Quindi arriviamo a cercare un fil rouge che vada in questa storia. Il filo rosso esiste, cioè, adesso non voglio anticiparvi molto del libro. Non spoileriamo tutto. No, ma non è per questo, è perché il libro non ho voluto fare un trattato di 600 pagine, ho voluto concentrarlo senza fermarmi sulle singole stragi, di cui, ripeto, è stato detto tutto di più, tranne una. Una delle stragi più dimenticate è quella di cui quest'anno, il 31 maggio, ricorre il 50° anniversario, la strage di Peteano. Peteano è stata una strage che è stata dimenticata sia per volontà politica, cioè una certa sinistra diceva ma hanno ammazzato 3 carabinieri. La destra si rendeva conto che il suo essere era in realtà dovuto all'azione dei servizi segreti e sarebbe rimasta una strage senza colpevoli se non ci fosse stato un magistrato veneziano, vi andrete a leggere chi è, che ha ripreso la strage, gli hanno affidata quando aveva 27 anni, un ragazzino. Gli hanno detto guarda, tu stai per diventare magistrato e questo sarà il tuo primo incarico, chiudilo velocemente perché è una cosa vecchia, trita, ritrita. Lui l'ha presa, visto che non c'erano colpevoli, e l'ha rifatta. Rifacendo questa inchiesta con volontà, lui si è reso conto che c'erano prima di tutto delle azioni di depistaggio portate avanti in maniera scientifica. Quindi, analizzando le azioni di depistaggio, ha potuto capire cosa c'era dietro. Attenzione, perché è stata l'unica inchiesta su stragi di Stato in Italia che sia arrivata a sentenza e a trovare i colpevoli accertata giudizialmente in ogni grado di giudizio, fino in Cassazione. E per i tempi delle inchieste italiane, 15 anni rispetto ai 50, ad esempio di Piazza Fontana, è stato un record, una cosa ineguagliata finora. Allora, esiste un metodo? Questa indagine ha permesso di vedere un metodo di depistaggio, sì o no? Siamo andati a prendere questo metodo di depistaggio e a vedere se alcune cose della storia ufficiale di molti episodi criminosi del nostro paese combaciavano. Quindi, combaciano? Tu hai citato una bomber, ad esempio, prima. Ho citato una bomber perché, insomma... Giusto, ma è una cosa che ci ha toccato da vicino. Che arriva fino... Però una bomber parte già male, perché se voi ad esempio guardate Wikipedia, vedrete o analizzate quello che ha detto il governo alle Camere e vedrete che il primo attentato che viene attribuito a una bomber è del 1994 a Sacile. Provincia di Treviso. Sicilia, provincia di Pordenone. Il problema è che abbiamo trovato un attentato fatto con tubi del 1974, di 20 anni prima. Un attentato fatto con una radiolina del 1978. Un attentato fatto con una pila in una scuola che ha ferito un bambino, Thomas Nardini, che aveva 6 anni all'epoca, che è del 1988. Quindi partiamo da 20 anni prima e ci avviciniamo con una serie di episodi che nessuno ha mai ricollegato a una bomber, ma che invece ci fanno capire chi può essere una bomber e specialmente cosa è stato. Ma dall'inizio, quindi Veneto e Friuli, giusto comunque, ma dall'inizio, perché quando io penso a una bomber, come si modifica questo una bomber? Si moltiplica, cioè la gente magari
Ah, è vero, nel senso c'è un po' È verissimo, quello che hai detto è verissimo. Proprio hai centrato il problema. Quando io ho seguito, per vari motivi, col mio giornale, le inchieste su una bomber, c'era una cosa che alcuni investigatori mi hanno detto. Ci hanno detto: bello, sveglia, ti rendi conto che io e te non potremo mai fare una bomba? Ho detto: vai, insomma, non c'era internet all'epoca, però eravamo proprio agli albori. Cerchiamo su un libro, sì, è vero, alla fine faremo fare boom a qualcosa, ma il problema è far fare boom a qualcosa quando vogliamo noi, né prima né dopo, quando qualcuno aziona quello che vogliamo noi in quel momento, e prima non farci beccare. Perché se io e Marta tentiamo di fare una bomba, di te Marta, Io no. la prima volta ci esplode il garage, il suo. La seconda volta io e Marta andremo al pronto soccorso senza 2 falangi con tracce di esplosivo, insomma ci intercetteranno prima. Calcolate che poi una bomba non faceva bombe semplici, faceva mini bombe, Esatto. con micro inneschi, che sono la cosa più difficile da fare. E a un certo punto io ho fatto parlare l'esperto, il perito della procura, che ha detto sì, e gli ho chiesto: ma mi dica lei, mi può dire com'è che questo è nato? E lui mi ha detto: bisogna guardare l'addestramento. Ah, io ignorante gli ho detto: ma quindi si è addestrato? Mi ha detto: vede che continua a sbagliare? Questo non può essersi addestrato, essere arrivato a fare gli ordigni che faceva con i microinneschi da solo. È stato addestrato in un posto che era previsto per questo, da gente che era lì per addestrarlo, e con intorno del personale, ad esempio personale sanitario, che avrebbe trovato perfettamente normale aiutarlo senza denunciarlo ai carabinieri, perché era il suo compito, il suo dovere. Quindi già la faccenda si complica. Già la faccenda si complica. Allora, come una bomber è arrivato a essere una bomber? Era solo una bomber? Perché ha colpito proprio in una zona che è molto particolare e che combacia con le zone in cui agivano anche altre organizzazioni. Ma Di stampo diverso, no? Di stampo più importante, molto più elevato, molto più, che erano organizzazioni statali, anche se sconosciute alla Repubblica. Erano organizzazioni che erano state create dallo Stato Maggiore italiano subito dopo la guerra e che erano state prese dai nostri servizi segreti, all'epoca era il SIFAR, con tutto un percorso che troverete nel libro. Adesso non ho il tempo di raccontarvi tutto, ma che aveva un suo obiettivo preciso, che con il passare degli anni è mutato fino a che è arrivato agli anni precedenti alle stragi, nel 1966, con un'operazione di cui non si voleva parlare molto, di cui non è stato fatto alcun rapporto, tranne uno, che è stato trovato, che troverete nel libro, e che ha portato a individuare anche alcuni punti di attribuzione di attentati alla controparte. Quindi troverete, ecco, questo libro ha cercato di dare una sistemizzazione, si può dire? Una sistemizzazione del terrorismo, cioè un inquadramento, un incasellamento, cercare quello che dicevi tu, tornare un po' indietro, allontanarsi, di allontanarsi e usare dalla tesserina del mosaico e cercare di unire i vari punti. Però se io ti chiedessi, cioè perché a questo punto uno viene la cosa di dire: ma perché? Ovvio che magari è difficile che nessuno, immagino, possa dire perché, però tutti ci si domanda: il mio compagno di classe ha perso il dito in un'esplosione. Sì, è famoso. Vabbè, comunque bene, perché? Anche questo troverete nel libro, cioè c'era bisogno di avere un nemico, di fermare una certa presa di coscienza politica che l'Italia cominciava ad avere.
Perché prima parlavamo in questa sede dell'importanza di avere informazione, dell'importanza di avere momenti di discussione e confronto. E si analizzava il fatto che l'importanza di avere un elettore è fondamentale per una repubblica. Perché la differenza tra un cittadino e un elettore è che il cittadino è un elettore informato, perché solo una persona che si informa può dare un voto che abbia senso. E la voglia di incontro, di confronto che era nata in quegli anni era qualcosa che avrebbe potuto portare a una maturazione della Repubblica che a non tutti era gradita. Quindi c'è una diciamo natura molto politica. Ci sono delle fenomenologie politiche non solo italiane, cioè l'Italia faceva parte di un'alleanza, di un blocco che imponeva alla nostra Repubblica alcune particolari osservanze. Se voi pensate che la persona più potente in Italia fino al 1980 era l'ambasciatore degli Stati Uniti, voi capite che sono stati grandi quei nostri politici che hanno tentato di fare una politica nazionale che non fosse completamente assoggettata a direttive di altro tipo. Una cosa, se io invece arrivo alla fine, riavvolgo il nastro e arrivo agli ultimi casi, cioè tipo 2006, quando è stato l'ultimo di quelli attribuibili? 2006 quello che mi è costato la mia perquisizione. Lì cosa... Perché poi anche scrivendo un libro uno capisce cose ancora differenti, no? Mano a mano che scrive, immagino. Sì, là devo dire che buona parte della voglia di affrontare questo argomento è venuta dagli investigatori che dicevano questo non è possibile, questo chiediti perché. E con queste domande è nata proprio la voglia di fare questo libro e anche di capire come mai noi come veneti abbiamo reagito in una certa maniera quando c'è stato l'attentato. Vi ricordate a Marghera quando hanno fatto l'attentato ai 3 poliziotti della volante Frontiera 1? Sì. E uno poliziotto, il grande Mirko Schio, è rimasto in sedia a rotelle, un altro ha avuto il cuore spappolato ma è stato salvato dai medici dell'Umberto I all'epoca, una cosa incredibile. Scusatemi. E questo attentato era stato attribuito a 3 zingari, non so se ve lo ricordate. E quando il giudice Ivano Nelson Salvarani disse ma non mi avete convinto, questi 3 zingari che erano difesi da un avvocato mestrino, Antonio Bondi, che ha tenuto duro su tutto. Ha detto no, non sono loro e ve lo dimostro perché l'auto che avete sequestrato non è quella giusta. Loro non sanno assolutamente sparare. Questo è stato un attentato fatto con un record olimpico perché di notte una persona è scesa, ha esploso una decina di colpi, sono andati 2 al cuore di un poliziotto, 2 alla colonna vertebrale di un poliziotto, tutti gli altri hanno vissuto un faretto, i motori dell'auto di notte. Quindi vedete con un fucile d'assalto israeliano, delle forze d'assalto israeliane. Allora, quando questi 3 zingari vennero assolti, la città reagì in una maniera terrificante. Si voleva il colpevole, c'erano le ronde, gli zingari non li volevamo, diciamoci onestamente. E fu definito una sentenza scandalo. Bene, guardate, la procura stava già preparando l'appello, cioè voleva fare un altro processo contro questi zingari. Quando un ex carabiniere, che era stato implicato in un giro di droga e in un omicidio a Milano, disse, guardate che io posso collaborare, fatemi parlare con un giudice, con un PM, perché posso raccontare cosa è successo a Marghera. E venne fuori la Legione Brenno. Esatto. La Legione Brenno è stata una cosa su cui non si è voluto assolutamente indagare.
erano persone che erano in contatto con neonazisti, neofascisti croati, che avevano importato armi, che in quel momento dell'attentato avevano chili di esplosivo al plastico, di un lanciagranate, un anticarro RPG, di quelli che usano adesso in Ucraina, e specialmente armi delle truppe speciali. Questi signori non sono stati indagati, sono stati trattati in una maniera incredibile, cioè gli hanno accordato il processo abbreviato e nessuno è andato a indagare sul fatto che loro avevano organizzato un attentato a 3 poliziotti per evitare che cosa? Che cosa non doveva essere visto a Porto Marghera quella sera da una volante della polizia di frontiera? Cosa stava transitando Marghera quella notte? Questo non è mai stato appurato, abbiamo cercato di ricostruirlo, sentendo i diretti interessati, ricostruendo, andando a vedere tutto l'incartamento che era stato fatto per il primo processo, quello contro i 3 zingari, in cui c'è un materiale veramente che vale oro. Ecco. E tutto a proposito, abbiamo un po' d'acqua, Va bene. E la cosa, infatti, la ricerca delle fonti, cioè tutto questo materiale, come sei riuscito a trovarlo? Cioè, cioè, una parte è sicuramente disponibile, ci sono i giornali, c'è un po' di tutto, ma... Beh, per esempio... Perché è una parte difficile No, questa. allora, per quanto riguarda quest'ultima parte, la regione Brennero, sono andato a prendermi l'incartamento. Sono andato, ho visto tutte le testimonianze, anche le cose che erano state dette. Ci sono delle storie incredibili. Quella notte sono successe delle cose che veramente fanno pensare. Forze dell'ordine che avvisano altre forze dell'ordine di aver trovato un'auto che corrisponde a quella con un foro di pallottola. Altre forze dell'ordine che dicono no, grazie, non ci interessa. Quindi C'è anche molto... sì, a Mestre e a Marghera sono successe delle cose che ti fanno veramente pensare. Vabbè, ma E riferimento... calcoliamo che Mestre è stata al centro della strategia della tensione. Cioè, noi abbiamo detto che il 75% delle bombe per le stragi che sono costate la vita a 153 persone, per quelle di cui stiamo parlando, e a centinaia di feriti, sono state fatte in Veneto, ma il fulcro era Mestre a Venezia, quindi E poi abbiamo avuto... Portogruaro, Carle o... No, specialmente Mestre a Venezia. Mestre Venezia. Mestre a Venezia. Non fino a... Quindi vedete che la nostra città è stata veramente al centro di una serie di trame che oggettivamente nessuno di noi può dire di aver conosciuto, solo pochissimi sono edotti di cosa è successo, però anche quelli non sanno che questa via delle armi, Infatti volevo arrivare al titolo. Sì, il titolo l'ha voluto proprio Giuseppe Laterza, ha detto, se l'ha letto, ha detto no, questo si deve chiamare via delle armi perché è una storia che continua e che ti porta veramente a definire fino ai giorni nostri un modello che qua nella nostra città, qua nella nostra regione, ma specialmente qua nella nostra città, ha sviluppato dei mostri che hanno segnato la nostra storia, di tutti. Quando intendi mostri, intendi anche emulatori? O quelli sono venuti solo dopo? Allora, per quanto riguarda una bomber ci sono stati emulatori, ma non basta. Perché ti ripeto, uno può cercare di emulare una bomber, Ma non imparare a farla, ci vogliono degli addestratori. Qualcosa. Ci vogliono degli addestratori, gente specializzata nello corpi. spiegare, che lo porta in posti particolari, chiusi al pubblico, in cui sia normale fare quello, con una serie di organismi di supporto preparati e
che per compito istituzionale hanno quello di curarti senza doverti denunciare ai carabinieri. Quello lo vediamo nei CV. Quindi questo sono gli Emoli. Ma cosa è successo? Perché nella nostra città sono cresciute persone che hanno creato queste bombe che hanno portato distruzione e morte in tutto il resto della Repubblica? Qui. Tu lo dici? No, non è che io lo dica, ci sono gli atti dei processi, dico. gli atti delle commissioni parlamentari che ti spiegano come è successo. Il problema è riunire questi faldoni, questi processi, riunirli, mettere assieme i pezzi del mosaico. Ecco, questa è una classificazione. Io ringrazio Gianfranco Bettin che mi ha mandato un bel messaggio che mi ha detto: guarda, un libro bellissimo, utilissimo, l'ho letto d'un fiato perché hai riclassificato e dato un sistema a quegli anni che noi abbiamo vissuto. Gianfranco, grazie, è proprio quello che volevo fare, dare veramente ai miei figli un sistema per poter leggere quegli anni, al di là dei singoli episodi, capire se c'era un disegno. Un disegno, un filo rosso. Spero di averlo. Poi una cosa, sì, lo dico la parola mala del Brenta. C'entra perché c'entra però con, ad esempio, l'attentato di Marghera. Però è una cosa che ha avuto un import-export d'armi enorme qua in Veneto, però Collaterale. più che per terrorismo, per 'ndrangheta, mafia, ha foraggiato tutte altre organizzazioni criminali più che terroristiche. Ne ho parlato nell'altro libro, quello Crimine a Nord-Est, sicuro. e in quello ancora prima, però in questo lo affrontiamo per spiegare come alcuni della Legione Brenno si muovevano. E dico sì, c'è sempre qualche... Dai, sai, la criminalità organizzata purtroppo ha avuto anche qui nel Veneto contatti con i servizi segreti. Abbiamo dei funzionari dei servizi segreti che hanno fatto ritrovamenti di armi pilotati da Felice Maniero, per esempio. Quindi, non volevo nominarlo, però... quindi... Poi la cosa bella, appunto, ripeto, è che sono cose che ci riguardano da vicino. Io ho iniziato dalla fine, quando ho iniziato a scrivere, no? Perché sì, leggevo tutti i pezzi su... ma sai, sono... Perché per me, appunto, Piazza Fontana era un po' la preistoria, no? Però quando ho iniziato... però una bomber l'hai sentito? E invece... Quando io una bomber l'avevo seguito, un altro mio collega molto bravo, Carlo Mion, l'aveva proprio seguito da vicino. Poi a me era capitato con dei contatti di arrivare alla cosiddetta prova delle forbici, quella che poi ha incastrato una bomber. Però mi è costata parecchio, nel senso, io sono stato perquisito e davanti a mio figlio che aveva 8 anni ho dovuto dire: guarda che papà è dei buoni, papà non è un cattivo, cioè, e mi hanno ribaltato casa e la redazione. E anche Carlo Mion è stato perquisito e quando aveva trovato il video in cui un sospetto durante una perquisizione nascondeva delle forbici, quando le forze dell'ordine uscivano le riprendeva e le spianava su una sbadigliatrice. Esatto. Quindi noi come giornalisti l'abbiamo pagata molto cara, in maniera molto dura, quell'indagine, che, vi ripeto, è un grosso buco nell'acqua, perché non ha portato a nulla. Cioè, nella regione che più aveva apparati di sicurezza, perché all'epoca eravamo nel nord-est, non si muoveva foglia che i nostri servizi di informazione non sapessero. Avevamo degli ottimi elementi per quanto riguarda anche le forze dell'ordine istituzionali, territoriali. Bene, una bomber non è mai stato trovato, ha agito indisturbato, fino a che non è stata trovata questa prova delle forbici. Adesso non facciamoci, non incensiamoci, ma
e da quel momento in poi qualcuno le ha detto: perfetto, sei stato coperto finora, ora non ti copriamo più. E lui non ha più agito, perché è impossibile che non ci siano stati intercettazioni, che questo personaggio sia stato intercettato prima, se è veramente una bomber che si è formato da solo. Non è possibile. Se qualcuno l'ha addestrato, questo qualcuno lo ha anche coperto fino a un certo punto, poi l'ha messo davanti a una scelta. E da dove vengono queste persone? Come sono state formate? Ecco, nel libro abbiamo cercato di sviluppare proprio questo, di fare dei collegamenti anche con i sistemi che venivano usati in altre particolari istituzioni della Repubblica, anzi dei nostri servizi segreti, sconosciute a quasi il 100% della Repubblica, perché solo alcuni Presidenti del Consiglio e qualche Ministro della Difesa sapevano dell'esistenza di questi corpi, che sono corpi separati, veramente anticostituzionali, e che hanno agito per il peggio. Quindi se ci si allontana dal mosaico, insomma, Sì. il disegno c'è. Da tenere a mente. Allora, quindi, se tu dovessi consigliare il tuo libro da leggere, a chi e perché? Così proprio libero. Ecco, al cittadino che vuole diventare lettore, al cittadino, non è un libro politico, guardate, assolutamente. È un libro per cui io ringrazio alla fine qualsiasi lettore che lo finisca, perché è un libro che io ho tentato di scrivere in maniera come un giallo. Un libro, tutti mi hanno detto, è molto piacevole, mi dicono. Bene, sono contento perché il mio interesse è portare il lettore a affrontare tutti gli argomenti, quindi non potevo fare un trattato, nessuno l'avrebbe letto. Ho fatto questo libro per portarvi a leggere e a farvi un'idea. Il libro non è semplice, ci sono dei materiali che io ho tentato di spiegare, ma che sono per specialisti. Quando parlo di analisi del territorio di un attentato, quando i carabinieri fanno appunto specifici tipi di indagine, io le spiego, però sono particolari molto che adesso si vedono nelle serie televisive, però quelli sono reali, non c'è nulla, non c'è niente fiction in questo caso, e porto anche a vedere come alcuni di questi particolari tipi di indagine sono state usate per depistare. Alcune sono state falsificate per depistare, e cerco di far vedere i collegamenti che hanno portato, che hanno obbligato alcuni cattivi servitori della Repubblica a falsificare questo tipo di indagini sulla morte, partendo da un fatto, dalla morte di 3 carabinieri. E invece c'è una via delle armi. Invece c'era una via delle armi. Quasi un'autostrada che, come dicevi tu, passa per Venezia, Marghera. Alla grande, passa specialmente per Venezia, Marghera. Ascolta, dove lo troviamo questo? In tutte le librerie, perché è la terza, sì, so che alcune l'avevano finito, l'hanno riordinato, quindi non so, online. Magari si trova anche online, ovviamente. Si tratta magari di aspettare qualche giorno, perché poi se clicca il tuo nome e il nome del libro viene fuori anche il video in cui lo racconti. Sì, viene fuori anche il video in cui lo racconto. Sì, ho cercato di fare una pillola, mi ha chiesto una pillola di 2 minuti e mezzo, bene, e allora ho fatto anche questo. Dov'è che sei all'inizio del video? Sono davanti al tirosegno nazionale del Lido, tutti conosciamo il Lido di Venezia. Il tirosegno nazionale, avete presente il Lido dove c'è l'attracco del feribotto? Sì. Là c'è il luogo dove sono state custodite sembra scontato, però io quando ho visto il video create alcune delle bombe che hanno insanguinato questo paese. Quindi insomma
possiamo citare questo, il Lido, Venezia Marghera. Vabbè, insomma, diciamo che la spiegazione è stata, poi voglio dire, ascoltandoti hai messo ancora più voglia, no, perché traspare il giallo comunque. Perché una parte uno pensa all'inizio che poi arriva nelle zone che conosciamo, però poi si concentra. Sapete cosa sono gli editor? Gli editor, quando scrivete un libro, gli editor sono le persone che vi guardano ogni virgola. Ma vi giuro, ogni virgola, cioè ogni accento, ogni cosa, ogni nota, e questa dove la si trova, esplicitare questa sentenza, cioè avere dei messaggi terrificanti che vi aspettate così, no, adesso cosa avrà trovato? e gli editor sono persone freddissime, glaciali, che analizzano tutti, si può spostare questa frase di là, la manca un punto, sì, però chi è questo? Specificare i collegamenti tra Tizio e Caio, cioè, sembrano dei computer. No, io infatti ho detto, sono delle intelligenze artificiali, sono tanti, poi in questo libro, i miei libri purtroppo devono passare prima l'analisi dell'ufficio legale, che è un grosso studio specializzato in questo di Roma, e poi gli editor, più editor, alla fine si arriva alla tanto agognata stesura del libro. E arriviamo all'edizione, alla stesura definitiva, voglio dire anche senza alcuna censura, perché ho scritto esattamente sempre quello che volevo. Ma arriviamo alla stesura definitiva, mi arriva un nuovo messaggio della editor. Dico, Dio mio, basta! E mi dice, guardi, io devo dire una cosa, il suo libro l'ho letto in una notte. Però il mio lavoro è quello di renderle complicata la vita, perché dobbiamo essere sicuri che, però, complimenti. Quindi se un'intelligenza artificiale come lei, perché veramente questa signora era un computer. Donna? Una donna, sì. Ma il primo di Mafia Nord-Est era un uomo, gli altri due sono state donne. E se questa signora mi ha detto questo, lei che è abituata a leggere un libro in maniera così critica, ho detto, ragazzi, sì, allora veramente sono contento. Mi ha fatto, ecco, è stato lei e i miei figli che l'hanno letto, hanno detto, ok, grazie. Sono stati i critici più feroci, però più alla fine, a cui tenevo di più. Va bene, e quindi noi consigliamo la lettura di La via delle armi di Ugo Dinello, mio collega, Sì. esimio, e ci vediamo prestissimo con le nostre rubriche. Grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti per aver avuto la pazienza.